Io penso che il Presidente Marchi stia a cuore Treviso come sta a cuore a tutti noi trevigiani e veneti. Interviene così il governatore Luca Zaia il giorno dopo la nemmeno tanta ventilata ipotesi di chiusura dell'aeroporto Canova da parte del presidente di Save, Enrico Marchi. L'ennesimo ultimatum nel corso della tavola rotonda al Vetriolo sul futuro dello scalo trevigiano. A rischio e occupazione non solo le 200 famiglie dei dipendenti dello scalo, ma anche l'intero indotto tra autisti di bus, tassisti, bed and breakfast, ristoratori e l'intero comparto del turismo. Insomma, se è vero che il Canova non può sparire, è altrettanto vero, dice Zaia, che i tagli e le angherie del governo mettono in difficoltà ancora una volta il Veneto. Perché comunque rientra nel sistema aeroportuale Treviso-Venezia, che è il terzo sistema in Italia. È altrettanto vero che il governo con i suoi tagli e con le sue angherie, anche qui ancora una volta mette in difficoltà il Veneto. Da tempo l'aeroporto è al centro di un'intricata vicenda. Il numero di voli autorizzati, 16.300 all'anno, secondo il gruppo Save è insufficiente a garantire il ritorno degli investimenti. Dall'altra parte si contrappongono residenti e comitati che chiedono garanzie per la sicurezza, l'ambiente e la tranquillità degli abitanti.